Rieccoci cari telespettatori, ben ritrovati. Come vedete il logo alle mie spalle, Confcommercio Veneto, e allora sì, parliamo di bilanci, tiriamo un po' una riga per quel che riguarda il settore dei servizi, commercio, turismo e tutto quello che c'è stato nel periodo estivo. Sono terminati anche i saldi, quindi vediamo come sono andati. Non potevamo non farlo con chi rappresenta bene la categoria, Patrizio Bertin, presidente regionale Confcommercio Veneto. Ben ritrovato Presidente. Grazie dell'invito. Strappato a tanti impegni, perché effettivamente ne sta seguendo veramente tante cose, però è sempre presente, sempre sul pezzo, riesce a fare sempre le osservazioni sia come Confcommercio Veneto sia poi con la lente di ingrandimento sul territorio di Padova. Allora, io direi, prima di andare ad analizzare varie situazioni, sappiamo in modo particolare credito alle imprese e sostegno alle imprese per quel che riguarda i finanziamenti sono una spina nel fianco, penso anche per la vostra categoria. Noi abbiamo avuto diversi solleciti a parlare di questo da tanti piccoli imprenditori. E qual è la situazione? I tassi di interesse molto alti e quindi? E quindi cosa vuol dire? Che noi piccoli commercianti, cioè voglio ricordare una cosa, il 95% del nostro paese è fatto da piccole e medie imprese e sono quelle dove gli aiuti o gli investimenti sono sempre risultati molto marginali. Ricordando anche la 4.0 è andata per la grande industria. Che cos'è stata la 4.0? La 4.0 è stata appunto quella di innovazione proprio sulla produzione, quindi riguardava appunto la grande industria che ha innovato, che ha fatto investimenti e che sono stati aiuti importanti. Sulle piccole e medie imprese invece noi abbiamo raccolto le briciole, e questo è quello che io dico che dobbiamo assolutamente chiedere al governo di intervenire perché il numero di occupati maggiori ci sono nelle piccole e medie imprese, perché c'è tutta una serie di situazioni, il PIL lo fanno le piccole e medie imprese, e quindi però siamo sempre quelli non ricordati quando c'è bisogno veramente di dare un aiuto alle piccole e medie imprese. Anche oggi che le piccole imprese hanno bisogno di efficientare dal punto di vista anche energetico, perché la paura dell'aumento delle bollette, perché la paura che possa succedere qualcosa, gli aiuti sono sempre molto marginali. Non c'è qualche cosa bravissimo che avete toccato questo tema, perché così rispondiamo anche a un paio di mail che ci sono arrivate, qualche indicazione da dare a quegli piccoli imprenditori, nella fattispecie settore turismo, che volessero rinnovare le proprie strutture o ristoranti, perché in modo particolare c'è scritto ristoratore, era della zona di Belluno comunque, e quindi accedere in qualche modo a dei finanziamenti ancora? Sul turismo l'assessore Caner, sotto nostra pressione, ma insomma ha condiviso anche lui, ha messo 7 milioni per il turismo, che riguarda appunto o il rinnovo locali o il fotovoltaico o così. Sul commercio adesso dobbiamo guardare i distretti del commercio, lì ci sono delle possibilità di fare interventi o di ristrutturazione dell'arredamento o anche sul efficientamento energetico. Adesso noi manderemo tutta una nostra informativa per rendere anche i nostri associati informati di questo, però sono sempre poco cioè, per le nostre imprese, se uno è un imprenditore, sono pochissimo per le nostre imprese. Oggi c'è bisogno veramente di dare quel colpo di reni che il piccolo commercio, il piccolo negoziante, ma soprattutto la piccola impresa deve avere, perché come ho detto e come ricordo, i nostri piccole e medie imprese sono sotto il 10 dipendenti, è la gran parte delle imprese. Arriviamo a 15 dipendenti, che sono un 30% delle imprese, quindi dopo a crescere. Però sono tutte situazioni che
non so, forse il piccolo è brutto e quindi non viene calcolato, non viene messo in discussione mai sui tavoli che contano, o pochissimo. C'è la Regione che, devo dire la verità, sia con l'assessore Marcato che anche infatti, con l'assessore Canner, che sono gli assessori, diciamo, di riferimento per quello che riguarda, ecco, lì c'è un dialogo aperto e lì cercano sempre comunque di darci una mano, però chiaramente con le poche risorse che anche loro hanno. Infatti, a livello nazionale si era parlato comunque di riuscire di giovarsi del PNRR. C'è qualche possibilità oppure no? Noi sulle nostre imprese del PNRR lo sentiamo solo come una sigla. Qualcuno anche ci chiede, ma va bene, sto PNRR cosa ti porta di nuovo? Quindi io penso che già al governo sentiamo che sul PNRR siamo arrivati, mi sembra, alla terza tranche di soldi, tranche di soldi che hanno già stanziato. Io non ho visto né la prima né la seconda tranche di soldi dove sono stati messi, cosa è stato fatto. Lo vedremo forse prima del 2026, me lo auguro, però insomma io sono parecchio preoccupato su questo aspetto qui, perché infrastrutture servono veramente infrastrutture importanti, specialmente anche nel nostro Veneto, che diciamo, è la regione più produttiva d'Italia. Il nostro Veneto lo sappiamo che fa il PIL dell'Austria, e quindi qui servono infrastrutture importanti per rendere sempre le imprese più competitive, e quindi abbiamo bisogno della banda larga, abbiamo bisogno di infrastrutture tecnologiche, abbiamo bisogno di infrastrutture anche dal punto di vista proprio della viabilità. Sono tutti temi che non so, forse saremo ancora alla progettazione di questi appalti, quando li vedremo appaltati, quando vedremo forse le prime pietre messe giù su strade, su infrastrutture. Qui a Padova vediamo un attimino, perché abbiamo il tram. Infatti io volevo proprio toccarla su questo aspetto, perché lei è uscita oggi con un'osservazione, insomma, relativamente alla realizzazione delle linee del tram, in cui sostiene che voi non vi sentite comunque come categoria, anzi i vostri iscritti non si sentono coinvolti. Qual è il problema sostanzialmente? Il problema è che chiaramente il tram comporterà senz'altro dei benefici alla città, perché chiaramente di trasporto pubblico ne abbiamo bisogno. Però quello che mi lascia un po' così perplesso è che non siamo mai stati convocati. Non siamo mai stati anche per condividere, per dare una mano all'amministrazione. Non vuole essere una polemica contro qualcuno, vuole essere solo quello di dire: signori, magari se ci ascoltate anche noi abbiamo qualcosa da suggerirvi per anche alleviare quelli che saranno i problemi che incontreranno i negozianti sulla tratta del tram, perché invece qualcuno potrà anche magari capire se quando fanno i lavori può chiudere l'attività e dire vado in ferie quel periodo là, non lo so. Tanti sono i problemi quando si mette mano a un intervento così importante e invasivo, sono tanti i problemi, però io, a parte quello che si legge sui giornali, non sono mai stato convocato una volta per capire come procederanno i lavori, da che parte cominceranno e da che parte finiranno, il centro storico come sarà cantierato. Ma lì è una questione di amministrazione comunale a questo punto? Dovrebbe essere l'amministrazione comunale che vi coinvolge, no? Perché è una questione. Io penso, perché vado via così ormai, penso che sia l'amministrazione, senz'altro che è l'amministrazione, però voglio dire, in questo frangente sarebbe opportuno anche conoscere bene, parlare con l'assessore di riferimento, capire dove sono le fermate del tram. Stavo pensando anche quello, perché sono tutti aspetti che insomma riguardano il futuro della città, una volta fatti non disposti più, e quindi ripeto, solo anche per essere
collaborativi con l'amministrazione, niente di che, però mi piacerebbe essere coinvolto come associazione per dire anch'io la mia, perché ho tanti negozianti che sono spaventati o impauriti perché hanno ancora i ricordi della prima tranche del tram, quello esistente, la SIR 1, dove hanno avuto dei problemi. E poi io dico che in qualsiasi modo, quando si cambia un senso di marcia, quando si fa qualsiasi intervento, c'è sempre qualcuno che verrà danneggiato, c'è sempre qualcuno che invece magari avrà dei benefici. Allora, per capire questo e per essere vicino ai nostri imprenditori, perché ricordiamoci che le città sono fatte di commercio, io non oso pensare una città priva di commercio e di turismo, e quindi io dico solo che varrebbe la pena incontrarsi e fare un dialogo, fare forse un po' meno conferenze stampa e fare più incontri. Ma avete chiesto un incontro? Io perché devo chiedere un incontro? Io mi aspetto che sia l'amministrazione che ha in mano la situazione e sa quando deve mettere mano a delle vie, a delle fermate o non so, alla cantierizzazione che stanno mettendo in atto. Io non so a che punto sono e come stanno andando avanti. Mi aspetto sempre di essere convocato e avere un'informativa su questo, ma soprattutto per informare i miei associati di quello che sta succedendo in città. Il sindaco ha fatto un bellissimo spot e io sono concorde con lui. Bisogna avere pazienza, tanta pazienza, perché si sta cambiando il volto della città, sì, ma cambiamolo assieme il volto della città. Speriamo che questo appello che lei comunque sta facendo pubblicamente venga anche accolto dall'assessore di riferimento per rendervi partecipi, in qualche modo capire anche le vostre istanze, che sono anche istanze legittime perché sono anche di carattere economico. Ma volete capire che ciò che contano veramente sono i servizi verso i clienti? Possiamo fare tutta la promozione che volete, ma se noi continuiamo a pensare che il turista sia un pollo da spennare, non andiamo da nessuna parte. Vedi quello che è successo in Puglia quest'estate. I riflessi si continuano, ne hanno parlato tutti i giornali, a parte chi l'ha vissuto direttamente, è rimasto scottato direttamente, la stampa ne siamo abbondato nel raccontare, no? Beh, diciamo che nel nostro Veneto, se abbiamo avuto 70 milioni di presenze nel nostro territorio, vuol dire che la gente qui, c'è un'accoglienza intelligente, c'è anche un rispetto per il nostro cliente, quindi io non mi sento di essere paragonato come regione ad altre regioni. Gli altri che non posso forse perché non erano abituati a tanti turisti. Io dico che noi nel nostro Veneto la gente arriva, vediamo anche qui in città, insomma, no? La città è stata piena di turismo, ma veramente un turismo è andato così, bene, quindi così non si vedeva da anni, quindi i nostri esercenti, le nostre imprese sul territorio sono imprese qualificate, imprese serie che sanno fare bene il loro lavoro e che certo non mirano a fregare qualcuno, perché non è nel nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di creare clientela, il nostro obiettivo di far sentire il cliente qualcosa di prezioso, perché per noi è prezioso, e quindi noi valorizziamo il cliente, non facciamo quello che è successo in Puglia. Anche perché poi si tratta di una questione di fidelizzazione, cioè torni perché ti sei trovato bene, altrimenti non torni. Lì c'è la concezione forse che magari erano turisti americani, stranieri o quant'altro, tanto gli italiani non ce n'erano pochissimi e quindi freghiamo il fregabile, poi vediamo. A proposito di turismo, mi viene subito in mente una realtà turistica che vedrà dei cambiamenti, sentiamo cosa ne pensa anche lei. Stiamo parlando di Venezia, ma ne parliamo dopo la pubblicità, quindi state con noi naturalmente, fate le vostre osservazioni, perché conoscete tutti quanti il discorso del ticket di ingresso che verrà applicato non per i veneti, però bisognerà prenotare. Ci sono vari punti di vista anche per quel che riguarda i piccoli commercianti. Tra poco.